Buonasera a tutti gli amici di La 13, ben ritrovati a una nuova puntata di Padova Sport. Questa sera è una puntata speciale, Francesca, perché andiamo in onda prima della partita con il Brescia-Padova, turno pre-pasquale, si gioca giovedì tutta la Serie B e noi seguiremo il Brescia-Padova, ovviamente faremo la cronaca sul sito, insomma vi terremo compagnia, ma anche nel pre questa sera con un ospite in particolare che abbiamo già annunciato in tutti i modi, che siamo molto contenti di avere qui questa sera. Allora andiamo subito a presentare, intanto ciao Francesca. Ciao Stefano, buonasera a tutti. Ogni giovedì sera e questo è sicuramente una cosa bellissima. Grazie. Andiamo all'ospite che è meglio. Anche allora con noi Andrea Baldin che torna a trovarci, il nostro opinionista. Ciao Andrea, e vicino a Andrea Baldin, sarai anche contento anche tu Andrea perché hai avuto modo di apprezzarlo e di stimarlo nella sua parentesi, eccolo qua, padovana, Fulvio Pea. Ciao Fulvio. Ciao a tutti voi. È un piacere averti a Padova nelle vesti questa sera di opinionista. Sì, il piacere è tutto mio perché... Peccato non più allenatore, però. Ma tanto sono tornato con grande piacere in questa città che mi ha voluto bene e devo ringrazierò sempre tutti i tifosi biancoscudati perché sia quelli della Curva Fattori ma anche quelli dietro la panchina, perché sono sempre stati eccezionali con me e quindi sono tornato con un pizzico di entusiasmo sicuramente ma anche con un pizzico di emozione. E un po' di nostalgia, come hai detto. La sedia vuota invece è per il nostro Mauro Marotto, imprenditore padovano, insomma lo conoscete tutti molto bene, arriverà penso perché insomma era impegnato per motivi di lavoro, ci ha detto arriverò comunque, voglio esserci perché con Fulvio Pea voglio esserci anch'io. Allora andiamo subito a vedere, a leggere le formazioni ufficiali di Brescia Padova perché ci sono già e ci sono anche delle novità importanti, così le commentiamo subito con i nostri ospiti, ma anche se dalle regia mi fanno segno che c'è anche già il primo collegamento telefonico. Allora, velocemente, formazione e una novità in particolare, Stefano, Mazzoni, Almici, Benedetti, Carini, Vinicius, Jelenic, Iori, Osugi, Pasquato, vantaggiato Melchiorri, quindi la novità proprio Jelenic dal primo minuto. Benissimo, Jelenic dal primo minuto, poi ci torneremo. Adesso vado a salutare anche l'altro ospite telefonico, se ha avuto la pazienza di rimanere con noi, ci fanno dalla regia segno un attimo perché insomma questa sera ci sarà anche Barbara Carron, l'ex vicepresidente del Padova che certo voleva salutare Fulvio Pea anche, ma per la prima volta insomma parla pubblicamente dopo la sua uscita di scena dal calcio Padova. Tu so che hai anche un bel ricordo della dirigenza, di quella dirigenza, in particolare anche di Barbara Carron. Sì, una persona che è sempre stata molto vicina alla squadra, soprattutto era la persona che, secondo il mio punto di vista, rappresentava la società, soprattutto con i tifosi. Tifosi soprattutto che qua a Padova sono importanti perché vivono la squadra come se fosse loro e quindi Barbara è sempre stata la persona su cui il tifoso si è sempre appoggiato e lei è sempre stata disponibile con tutti e questa è una cosa importante perché non tutte le società hanno una figura che si presta a questa cosa. Dopo tutti questi elogi abbiamo Barbara Carron. Ciao Barbara, ci senti? Buonasera, mi ha fatto piacere sentirli. Soprattutto perché vengono da Fulvio Pea che non so da quanto tempo non senti, però qui a Padova un po' ci manca. No, io e Fulvio ogni tanto ci sentiamo perché ci piace parlare di calcio e quindi abbiamo nostalgia. Lui comunque ha avuto la sua opportunità per questo campionato con la Juve Stabia e io invece il calcio l'ho mollato, però continuo a viverlo, continuo a cercarlo, continuo insomma ad avere questa passione, quindi le persone che hanno lavorato al Padova in questi anni con le quali io ho legato continuo comunque a sentirle. Tu giustamente hai detto nostalgia, un po' anche a te forse manca, non dico il calcio perché effettivamente lo segui da vicino e tutto, ma il calcio Padova in particolare. Ti manca un pochino, Barbara? Mi manca tantissimo, non mi manca un poco, perché l'altra sera mi hanno nominata socia del Panathlon di Treviso e c'era anche il presidente del Panathlon di Padova, credo che sia Zanovello, se non sbaglio perché io ho scarsa memoria con i nomi. E
E mi è venuta una grande nostalgia perché ha preso in mano il microfono e ha cominciato a parlare del Padova e di me e di quello che è stato, insomma, in questi 8 bellissimi anni. E mi è venuta veramente tanta nostalgia, mi è mancato un sacco. Anche perché se chi poi vi ha seguito, insomma, il presidente Pennocchio e tutto il suo staff avesse fatto meglio di voi, probabilmente sappiamo che nel calcio poi c'è poca memoria e tutti si sarebbero dimenticati di Fulvio Pea, di Barbara Carroni, di Marcello Cestaro. E invece con questo campionato deludente, ahimè, aumentano ancora i rimpianti. Beh, allora diciamo che sì, aumentano gli impianti, però c'è più di qualcuno che insomma ci ha tolto la colpa di aver lasciato la squadra nelle mani, secondo loro, di persone sbagliate, date le situazioni. Io ho sempre risposto che se il Padova fosse stato primo in classifica nessuno ci avrebbe ringraziato per aver ceduto il Padova a queste persone e forse in pochi si sarebbero ricordati, però anche se sono poche le persone che comunque mi contattano, mi cercano, per me rappresenta comunque una cosa molto importante. Infatti la prossima settimana il mio club festeggia i 2 anni. E tu ci sarai, ovviamente. Sì, faremo una cosa molto, molto intima, molto chiusa, perché i tifosi sono un po' delusi dal campionato e quindi ci sembrava una cosa un po' così, chiamare anche i giocatori in questo momento, anche se secondo me i giocatori, anche se sono ultimi in classifica, dovrebbero andare ovunque nelle feste dei club, perché è importante comunque il rapporto con i tifosi e la loro vicinanza. Tra l'altro che voi avete curato molto bene l'anno scorso, anche nella parentesi, insomma, buona parte del campionato con Fulvio Pea. E allora ti faccio un'ultimissima domanda, prima però volevo farti scambiare 2 parole con Fulvio, che prima della trasmissione mi ha detto sì, ho un po' di rimpianti per l'esperienza di Padova, perché forse insomma, si poteva fare meglio, si poteva dar seguito, forse, e si poteva portare avanti questo progetto che era iniziato bene. Sì, sicuramente quando si lavora solo un anno qualcosina viene a mancare. Il fatto di magari di aver proseguito sicuramente si sarebbe andato a migliorare alcune situazioni che potevano magari aiutare il Padova a fare ancora meglio rispetto a quello che ha fatto l'anno scorso. Giato giustamente Fulvio. No, invece tanti ci chiedono, e questa è l'ultima domanda Barbara, effettivamente se a queste condizioni economiche che hanno permesso al presidente Pennocchio di diventare presidente del Padova non poteva continuare il presidente Cestaro a questo punto, tutti ci dicono. È così? Io la penso come voi, cioè io sono fermamente convinta che a quelle condizioni si poteva continuare, si poteva fare noi, ma non la pensava così il presidente Cestaro, che molto probabilmente era stato convinto negli anni da qualcuno che per gestire il Padova si doveva spendere molto, ma molto di più. Oppure perché lo pensava lui, perché era una sua convinzione personale. Lui voleva vincere e subito. Io non ho mai creduto nelle cose istantanee, io credo molto nella programmazione, credo nel lavoro, credo nella costruzione di un qualcosa, credo anche in un inizio blando, però fatto con intelligenza. Non è facile gestire una piazza come Padova, non è per niente facile. Non è facile. Tu l'hai sentito, Barbara, il presidente di recente? È deluso, lui un po' nostalgico, un po' amareggiato? Ma l'ho sentito proprio oggi, mi ha cercato oggi, era dalle parti di Grado e voleva sapere se ero da quelle parti per mangiare con lui. Il presidente non è che... cioè ero a Milano oggi, quindi... però abbiamo fatto 2 chiacchiere e siamo stati anche a cena la scorsa settimana assieme con i padri della Basilica di Sant'Antonio, è una cosa che facevamo prima quando stavamo al Padova, e però continuiamo a farla anche ora perché ci sono delle cose che, insomma, dei rapporti che comunque a prescindere abbiamo scelto di mantenere, di portare avanti. E sì, ne parliamo e io dico sempre presidente, ma come, io lo chiamo ancora presidente, per me lui è il mio presidente, dico ma com'è possibile che vada così? E lui sì, è dispiaciuto, amareggiato, credetemi, molto, molto.
Molto amareggiato. Però- Vabbè, Barbara, noi ovviamente speriamo di averti magari prima della fine della stagione qui ospite, così approfondiremo anche questo discorso. Questa sera parliamo anche un po' di Brescia-Padova, che tra poco avrà inizio e sarà una partita davvero molto importante. Penso anche tu, Barbara, un occhio ce lo butterai sicuro. Beh, io sicuramente me la guardo, anche perché so che il Brescia lotterà per raggiungere i playoff, non hanno ancora accantonato questa possibilità e quindi sarà una partita non scontata, sarà una partita tosta. Secondo me il Padova i numeri per farcela ce li ha. È solo che in certi momenti vedi proprio la squadra che crolla completamente, quindi raggiunge il vantaggio e poi si fa raggiungere, quindi significa forse fisicamente non essere così a posto, poi non sta a me Non è dare al top. tutti i tecnici, però io ci credo ancora, insomma. Ci Il crediamo problema è tutti, che- Barbara, perché comunque dopo quello che avete fatto voi, dopo il grande risultato della Serie B, perdere questo traguardo, questa categoria sarebbe veramente un danno per tutti. Barbara, io ti ringrazio tantissimo per il tuo collegamento e ti rinnovo l'invito a venire qua a trovarci prima della fine. Va bene? Grazie a voi, buona serata, ciao Fulvio e Ciao. bocca al lupo al Padova. Ciao. Ciao. Barbara Carona, allora tra poco abbiamo detto fischio d'inizio di Brescia-Padova, ci sono anche tanti tifosi a Rigamonti, sono già arrivati, quanti? Beh, ieri erano già stati staccati 205 biglietti, se non sbaglio, quindi tanti tifosi della tribuna Fattori e non solo, che seguiranno appunto la partita a Rigamonti e tiferanno per la loro squadra. Ecco, Fulvio Pea ovviamente tifa per il Padova, Brescia-Padova perché sì, abbiamo detto ti è rimasto nel cuore e a Brescia non credo tu abbia particolari legami, no? No. Tra l'altro il Brescia che ti ha battuto in questa esperienza a Castellammare che hai avuto modo di... no, 2-1 se non sbaglio era Sì, finita esatto, in casa. Esatto. Sbagliamo anche un calcio di rigore sullo 0-0. Fu una partita secondo me molto equilibrata. Gli episodi sicuramente furono a vantaggio del Brescia, che comunque rimane una buonissima squadra, perché il Brescia secondo me è un ottimo mix fra giocatori esperti e giovani, soprattutto giovani cresciuti anche nella loro società e quindi con un senso di appartenenza vero e secondo me ha tutte le carte regole per poter rientrare in questo, nel giro dei playoff, anche perché con il nuovo regolamento di quest'anno, con questo allargamento di questo gruppettino che si giocherà la Serie A, sta rendendo questo campionato ancora più affascinante. Ha segnato Caracciolo, tra l'altro in quella partita, uno dei giocatori più esperti, forse anche insomma, i migliori attaccanti della categoria. Sì, beh, lui ha avuto un bravissimo allenatore giovanile, no scherzo, l'ho avuto nei ragazzini, sì. Quindi lo conosco molto bene. Andrea è un ragazzo che non è sicuramente un giocatore di Serie B, è un giocatore che potrebbe tranquillamente giocare in Serie A, ha fatto una scelta di vita ed è un giocatore importantissimo per quella squadra. Poi io so che Andrea vuole chiederti anche perché hai accettato di andare a Castellammare di Stabia, perché tu sei un grandissimo allenatore, lo sappiamo tutti, e quella forse era una situazione già disperata prima che tu arrivassi. Però prima volevo un commento da Andrea e anche da Fulvio sulle formazioni che abbiamo letto, perché il Padova giocherà col 4-4-2. Improta non ha probabilmente recuperato appieno dall'esperienza in nazionale, è tornato ieri dalla Germania, e quindi gioca Jelenic, che era fermo da tantissimo tempo però. Sì, probabilmente c'è anche da valutare il fatto che si gioca il giovedì, il Padova ha giocato domenica, quindi sono pochi i tempi per recupero. Ho visto che ha fatto dei cambi, da quello che ho capito Osusi ritorna al centrocampo insieme con Iori, e dietro ritorna Vinicius, quindi e Improta sta fuori perché probabilmente sarà un po' stanco, non lo so, magari lo gioca nel secondo tempo, sicuramente. Sì, qualche spezzone ci sarà sicuramente. È il modulo che lui sta impostando adesso, Serena, e quindi ha solo spostato delle pedine e dato un giro probabilmente per gestire al meglio le forze. Certo, conosci bene Michele Serena, Fulvio? Lo conosco, sì, lo conosco. Tuo coetaneo circa, un giovane allenatore che insomma è stato anche lui un po' sfortunato bravo, forse, infatti no? stavo proprio dicendo proprio questo, ha fatto secondo me molto bene a Spezia, in C è stato molto bravo secondo il mio punto di vista, e questa è un'occasione per ritornare
in un campionato importante come quello di Serie B e ha tutte le carte in regola per poter salvare questa squadra. È un ragazzo oltretutto un grande professionista e secondo me sta dando una giusta identità a questa squadra. Jelenic nell'esterno, nel centrocampo a 4, anche tu l'avevi... No, tu no, perché facevi giustamente nel 4-4-2 non l'avevi mai provato, però l'hai utilizzato spesso. Sì, noi l'abbiamo utilizzato da quinto di destra, comunque quando volevamo essere un pochettino più offensivi, in quelle poche circostanze che abbiamo giocato con i 3 davanti, lui faceva uno dei 3 attaccanti e nel momento di emergenza, visto che l'esterno di sinistra era venuto a mancare, l'avevamo adattato da quinto di sinistra, secondo me aveva fatto anche molto bene, è un giocatore molto generoso, quindi utile, è sempre utile, anche in questo caso stasera sostituisce un giocatore che in questo momento è importante per il Padova e secondo me sicuramente durante la partita ci sarà la staffetta fra lui e Improta, è un giocatore molto dinamico che può veramente, se riesce a trovare la serata giusta, mettere in difficoltà da quel lato il Brescia. Prepariamo intanto la classifica così vediamo la situazione anche nella corsa salvezza, la leggeremo anche. Sì. Infortuni a parte, in effetti quest'anno Jelenic ha avuto abbastanza fiducia da parte particolare di con Mutti, anche di chi si è, tra i tanti allenatori che si sono succeduti, con Mutti in particolare, no? Ha fatto... Sì, esatto, perché come diceva Fulvio è un giocatore molto generoso, non si risparmia, lui esce stremato a fine partita. Per cui in termini di quantità dà sempre tantissimo. Come rendimento forse Andrea è molto stabile, non ha grandi acuti, non è un giocatore che magari ti risolve la partita, però... Esatto, proprio questo, cioè la quantità è immensa, la qualità forse difetta un pochettino, specialmente negli ultimi 30 metri. Qualche giocatore del Padova di quest'anno, Fulvio, che ti piace particolarmente, che te lo porteresti nella tua prossima squadra? Io sono legatissimo a un giocatore in particolare che è Cuffa, che è stata l'anima della nostra squadra l'anno scorso e sarà sempre l'anima, così come è già stato, di questo Padova. È un giocatore che ha un cuore incredibile, gioca con una passione pazzesca e quest'anno, nonostante qualche problematica che ha avuto a gennaio sul prolungamento del contratto, ha voluto rimanere con grande professionalità, ma su questo non c'erano dubbi. Non c'erano dubbi. Allora Fulvio, noi vediamo la classifica, la leggiamo, nel frattempo salutiamo Mauro Marotto che ci ha raggiunto e che si può accomodare, noi copriamo lo schermo con la classifica e intanto Mauro Marotto si accomoda qui con noi. Ecco, vediamo lo ringraziamo, so che aveva un impegno importante ma voleva esserci e quindi anche in ritardo, ma Mauro Marotto c'è. Sì, vediamo la seconda parte della classifica che poi quella, purtroppo è quella che ci interessa. Sì. Pescara quota 46 assieme a Bari e Brescia, segue Carpi a 44 assieme a Varese, Ternana 41, Novara 36, Cittadella 33, Padova 32, Reggina 28, Juve Stabia 16. Quindi naturale chiedere a Fulvio chi si salva. Chi si salva, Fulvio? È una domanda difficile perché c'è molto equilibrio, oltretutto il Novara che sinceramente guardando la rosa io non avrei mai pensato che si trovasse a questo punto del campionato in questa posizione perché ha giocatori di grandissimo valore, di grandissima qualità per la categoria e invece lì e quindi qualche settimana fa parlando con qualche collega si diceva che fare la corsa sul Novara può essere molto rischioso proprio per questo motivo, per la qualità di questa squadra, invece è lì che sta tenendo aperto le speranze delle due squadre di Padova, sia del Cittadella che del Padova e anche della Reggina. Allora ringraziamo Mauro Marotto, eccolo qua, elegantissimo come sempre. Da dove vieni stavolta, Mauro? Treviso. Da Treviso, ecco bene, quindi... Buonasera a tutti, scusate. Anche perché c'è una seconda parte della trasmissione in cui io volevo chiederti delle cose, no? Sì. Perché l'anno scorso con Fulvio Pea tu ti sei calcisticamente innamorato di questo allenatore e adesso non esagerate, se non abbracciatevi troppo, per cui un progettino ce l'avevi fatto su di lui, no? Sì. Ce l'avevi fatto con Se tanto vuole parlare lui, intanto. di contratto già pronto, ma ne parliamo dopo, adesso Vabbè. stiamo parlando di non so se sai che le formazioni del Padova che gioca Jelenic, Non so, titolare. guarda, io sono stato 45 minuti in autostrada e 45 minuti al telefono. Ecco, 4-4-2, Jelenic, questa è un po' la sorpresa
di oggi, di questa sera, perché il giocatore appunto era fermo da tantissimo tempo. Allora, rivediamo un attimo la classifica. Si parlava di corsa alla salvezza, mi dispiace che la tua ex squadra Juve Stabia la do per spacciata, nonostante il tuo intervento. Ed è un peccato perché è una società eccezionale, fatta da un presidente e da dirigenti che amano questa squadra in una maniera incredibile, lavorano con grandissima passione, è veramente un peccato che si trovi lì in questa bruttissima situazione. Ecco, tu come mai hai accettato questa situazione drammatica? Perché ti senti un po' Tom Cruise in Mission Impossible praticamente. Ma assolutamente no, io ho avuto problemi l'anno scorso all'inizio della stagione perché ho avuto problemi familiari e quindi ho preferito aspettare, ma con una promessa fatta a me stesso che appena questi problemi si fossero conclusi avrei accettato la prima proposta che sarebbe arrivata. È arrivata a Juve Stabia con grande passione, sono partito e sono stato molto bene, ho passato 3 mesi bellissimi grazie ai giocatori che si sono messi a disposizione e non era facile in quella situazione di classifica e invece abbiamo lavorato con grande serenità. Sono stati dei grandi professionisti. Sei stato anche un po' sfortunato in qualche occasione, in qualche partita potevi fare qualche punto in più se non arrivava a una sconfitta all'ultimo minuto, un calcio di rigore, no? Sì, è vero, abbiamo sbagliato anche qualche calcio di rigore di troppo, però ripeto, per me è stata un'esperienza molto positiva perché mi sono trovato benissimo grazie, ripeto, ai giocatori e alla società. Io se dovessi tornare indietro, ritrovarmi nella stessa situazione, accetterei ancora. Lo rifaresti, nonostante il fantasma di Braglia che avevi sulle spalle praticamente, no? Perché loro erano molto legati a Braglia, anche la piazza. Non sei riuscito ad avere lo stesso feeling che hai avuto qui a Padova? Ma Braglia a Castellammare ha fatto 3 anni bellissimi, a parte di averli riportati in Serie B, aveva fatto 2 campionati splendidi, perché addirittura hanno sfiorato in qualche occasione anche i playoff. E il mio compito non era quello di sostituire sicuramente nei cuori dei tifosi il mister, ma era quello di tentare di chiudere questa stagione con grande dignità. È andata così, va bene. Va bene così. Allora, un minuto di nostro... pubblicità e dopo, Francesca, Sì, leggiamo i numerosi messaggi che stanno arrivando, li filtriamo. Ovviamente devi parlarci con il cuore in mano e sinceramente. Ma vediamo lo spot. FA Automobili, la più grande offerta di automobili del Nord-Est, ti aspetta ad Abano Terme in via Diaz 93. Puoi trovare le migliori autovetture ai prezzi più convenienti del mercato. FA Automobili è professionalità, garanzia, assistenza, finanziamenti personalizzati, ritiro dell'usato. FA Automobili importa autovetture semestrali direttamente dalle reti ufficiali per offrirti la migliore scelta in tempi rapidi, con la garanzia di affidabilità che ci contraddistingue. FA Automobili propone una gamma completa di auto sportive, SUV e berline di prestigio ai prezzi migliori del mercato. FA Automobili, via Diaz 93, Abano Terme. Telefono 049 810372. Scopri le nostre offerte sul sito www.faautomobili.it. Bene, rieccoci in studio. Allora, tanti messaggi per Fulvio Pea, che è un po' l'ospite d'onore di questa sera. Sì, ne leggiamo uno leggere, intanto. Francesca. Fulvio, è vero che è stato Baraldi a non volerti più a Padova? A silularti qui, Baraldi. Ma ormai fa parte del passato, quello che è successo è successo. Quando dico che Padova, io a Padova sono stato benissimo perché quando sono tornato non abbiamo mai giocato in 11, ma in 12, perché i tifosi sono sempre stati vicinissimi alla squadra e io mi sono sempre sentito affiancato da tutte quelle persone che venivano allo stadio, che venivano a Bressero degli allenamenti, e questo per me è stata la cosa più bella, poi tutto il resto. L'esperienza padovana, hai più sentito il Presidente Cestaro? Hai avuto qualche modo di risentirlo? Sì, sì, quando è nato il figlio ci siamo sentiti a Natale, ma il Presidente è una persona eccezionale, non è un caso che qua l'hanno amato e continueranno a farlo per quello che ha fatto lui per questa squadra e per questa città.
Ecco, no, il presidente Cestaro, che come può anche testimoniare Mauro Marotto, era sicuramente legato a Fulvio Pea, poi però con qualche consigliere di troppo forse si è convinto Cattivi a quel consigli. cambio in corsa che probabilmente ha un po' destabilizzato tutto l'ambiente. Te lo ricordi, Colomba? Sì. Ma io, cosa vuoi che ti dica? Sono scelte fatte non certo da lui, penso, sono state fatte consigliate male, perché Fulvio secondo me se restava dove era la miglior cosa. È un grande allenatore, non ho capito la sua sostituzione, perché cioè, la posizione di classifica che aveva, perde 2 partite e lo mandano via, viene esonerato, c'è una cosa non comprensibile, non comprensibile. Però avevano trovato 1000 motivazioni, che poi per fortuna il tempo è sempre galantuomo e quindi allora, sono state tutte che siano un po' motivazioni, però che siano... compreso anche quello che purtroppo aveva toccato anche la vicepresidentessa, ma e questo mi è spiegaci dispiaciuto questa tantissimo, cosa, Fulvio, perché è brutto assolutamente da dire, no? è L'abbiamo una sentita mancanza di prima. rispetto nei confronti di una persona che Barbara ha la dato saluto molto a questa società, e quindi ripeto, è stata una cosa molto Ti hanno scorretta aver inventato appioppato un questa... flirt, adesso usiamo questo plurale senza andare nei nomi, ma qualcuno della dirigenza ti ha appioppato un flirt con Barbara Carronna. Io non so chi è stato, però qualcuno all'interno. una delle motivazioni è stata anche quella. Anche quello che invece Sì, per è un fortuna, po'. ripeto, io quando parlo dei tifosi del Padova dico sempre che sono grandi amanti della propria squadra, ma anche persone molto intelligenti. Infatti loro a parte sono sempre stati molto presenti a Bresseo, ma hanno capito col tempo la situazione. Infatti, ripeto, quando sono tornato noi non abbiamo mai giocato in 11 ma sempre in 12, e il 12esimo erano proprio tutti questi tifosi. In questa estate caldissima di trattative societarie con il presidente Cestaro costretto a vendere il Calcio Padova, tra gli attori c'era che volevano subentrare. Tra i tanti, perché comunque si trattava di 6-7 potenziali acquirenti, c'era anche Mauro Marotto, l'abbiamo scritto tante volte, magari qualcuno non l'ho preso molto sul serio, però possiamo dirlo perché è arrivata la mail del tuo commercialista, per cui io non vado, nessuno mi dice niente se scrivo che hai messo sul piatto 4 milioni per comprare il Calcio Padova, e che però qualcuno ha risposto non ci interessa, probabilmente pensavano che fossero soldi del Monopoli, no? Ne puoi anche leggere. Adesso è lunga, quindi... Non saranno soldi di Monopoli, è una cordata di giovani imprenditori che si era deciso di fare qualcosa di buono. Non nascondo che con Fulvio si era anche parlato di qualcosa, di un progetto anche a lungo termine, giusto Fulvio? Certo. Un progetto fatto anche per fare business fino a un certo punto, ma si vuole fare qualcosa di buono con Pea. Con modello l'Udinese, no? L'Udinese Modello, Calcio, sì. Che sappiamo un modello si era parlato che io l'avrei con lui gestito in maniera, cioè la squadra l'avrebbe fatta l'allenatore, perché in Fulvio vedo un tecnico ma anche un direttore sportivo, cioè vedo una persona che sa, che conosce, il migliore acquirente, il migliore direttore sportivo deve essere un allenatore. C'è la figura del direttore sportivo, Mauro, per me. Mi hai dato un assist importante, a proposito di allenatori moderni, che sono anche manager e tutto, lo anticipiamo, non so se si può dire, ma che farei qualcosa di molto bello con Mourinho. Non so se si può dire, non ma si può dire. Non si può dire, Non però si può dire. non diciamo, Poi non diciamo cosa, però Può rispondere a me, però. Ma io non sono così bravo come pensi. Posso fare allenatore e direttore, non sarei capace. Sì, abbiamo il pool parlé si può, capito? Poi quando è ora di lavorare si lavora in maniera diversa, però... No, ma in una famiglia è giusto che ci in una siano famiglia, le figure ben c'erano le figure ben precise, ma c'era un bel progetto. Sicuramente quello che mi hai presentato era un bel progetto, fatto anche molto bene dal punto di vista proprio tecnico. Progetto tipo Latina. Tipo Latina, ecco, tu hai detto Latina giustamente, è vero che è stata anche una delle squadre in Latina che ti ha cercato quest'estate? Sì, ho avuto dei contatti e dico la verità, dal colloquio avevo capito che era una proprietà interessante, infatti i fatti poi hanno confermato il mio pensiero, quindi complimenti a loro perché veramente stanno facendo molto bene e se lo meritano. Ecco, allora tanti messaggi, io ovviamente in 35 minuti non riesco a dare spazio a tutti. C'è qualcuno anche che chiede se hai già ricevuto qualche offerta, se ti aspetti già di andare da qualche parte.
Ma sicuramente mi piacerebbe iniziare subito, cioè a luglio e non più aspettare. Spero di essere fortunato e di essere scelto proprio per iniziare la stagione. Magari un amico? Anche perché l'anno scorso, come ho detto prima, ho fatto una scelta per me molto dura, cioè quello di aspettare, perché avevo questo problema familiare. Questo problema familiare si è risolto e quindi mi piacerebbe iniziare dall'inizio, da luglio. Tuo figlio è grande, ormai ha ben 7 mesi, per cui Il figlio è già grande, adesso comincia a camminare, a correre, no. Ancora no, Però magari diventerà anche un calciatore. Comincia a perché giocare con la palla, con un padre tra le così mani. sportivo e calciofilo diventerà sicuramente un calciatore. Perché poi anche si diceva che tu hai dichiarato di non ispirarti a nessun allenatore, vero? Ma io credo che sia difficile imitare o copiare una persona. Quando esponiamo qualcosa, quello che noi esponiamo deve essere figlio delle proprie sensazioni, e quindi ho sempre osservato tutti gli allenatori, soprattutto quelli che allenavano la prima squadra quando io allenavo la primavera, ma poi non ho mai imitato o copiato nessuno, perché è una cosa che è difficile, improponibile secondo il mio punto di vista. Cambio la domanda, c'è qualche allenatore che magari stimi in maniera particolare? Ma in Italia ce ne sono tanti di allenatori che stimo e che... Magari restringiamo alla Serie B, Fulvio. Alla Serie B? A questa Beh, Serie Drago è un allenatore che mi sì. piace, è una persona molto simpatica anche, e gli auguro davvero di raggiungere al più presto la categoria sognata un po' da tutti, che è quella della Serie A. Della Serie A. Allora, c'è una corsa fratricida tra Cittadella e Padova, lo sappiamo tutti, una delle due molto probabilmente retrocederà. Ve lo chiedo tutte e tre, partendo da Mauro, secondo te chi alla fine scenderà giù? Io spero non il Padova, con il cuore in mano, però vediamo stasera. Vediamo Ci sono stasera, 8 sicuramente partite, come tutte le prossime 8 partite saranno importanti, e poi conta in questo finale anche contano le motivazioni di chi si affronta. E speriamo che gli arbitri vedano, inevitabilmente. Gli arbitri vedano quello che stanno facendo. Fulvio? Ma io ho grande stima del Cittadella, perché in questi anni, secondo me, Marchetti e Foscarini sono stati bravissimi a soddisfare anche le richieste e le esigenze della proprietà, ma abilissimi nell'aver costruito ogni anno una formazione che potesse portare il Cittadella in Serie B prima, e una formazione che potesse rimanerci. Mi ricordo l'anno scorso nel girone d'andata fecero benissimo, ed è un peccato. Dall'altra parte però c'è il Padova, dico la verità, è una società che io a cui voglio bene, perché sono stato benissimo, è veramente difficile. Non è che cambiano il regolamento e ne vanno giù solamente te, no? No, al momento sono 3+1. Andrea? Guarda, io mi auguro semplicemente che una delle due riesca a superare il Novara e salvarsi diretta, e poi l'altra fa lo spareggio, e quindi è ovvio che tiferemo per questo. Bravo. Sì, anche perché c'è la Ternana che si potrebbe anche effettivamente raggiungere, anche questa è una squadra un po' in difficoltà, come anche il Novara, che Fulvio probabilmente nessuno si aspettava in quella posizione, il Novara. Sì, come ho detto prima, è una squadra con dei valori importanti per la categoria, con dei giocatori di grande qualità. Vederla lì, io dico la verità, non me l'aspettavo anzi che si giocasse, ma con grande facilità, ai playoff. Invece lì è probabilmente qualche problemino di troppo, e non è poi facile giocarsi poi nel finale di stagione in una posizione così, con una squadra così, la salvezza. La salvezza. Allora, 3 minuti dal fischio d'inizio, sono già cominciate tutte le partite, sono sullo 0-0. Chi ha già cambiato canale per vederla su Sky ha fatto bene. No, però... c'è appena segnato il Brescia in questo momento. Ha segnato il Brescia in questo momento, ecco, benissimo, anzi, purtroppo l'ho appena detto 0-0, che Sì. segnale, vediamo se abbiamo anche il marcatore. Adesso te lo dico subito. A freddo, a freddissimo anzi, perché così, insomma, è dura, no? Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, ci sono tanti minuti Ci sono per recuperare. sicuramente ci sono tantissimi minuti. Mauro sconsolato, anche perché questa è una partita importante. Pinocchio ci tiene a fare bella figura davanti alla sua città, ma so che non è quello che ti preoccupa più di tanto. Io guardo Padova, spero che il Padova riesca a agguantare il pareggio e magari la vittoria, tutto qua. Perché... Andrea, siamo quasi in chiusura. Brescia, che adesso tra poco diremo anche il marcatore,
sta vivendo comunque un buon momento e come dicevamo Sì, ha passato un mese d'inferno, mi pare, prima di venire a vincere a Cittadella, perché veniva da 5 sconfitte consecutive, poi ha vinto a Cittadella e da là si è ripreso bene e ha recuperato anche giocatori importanti davanti, mi sembra. Comunque sì, è il primo minuto, speriamo che non ci sia il crollo psicologico e quindi che il Padova reagisca bene e riesca a portarsi in parità almeno. in parità. Allora, siamo proprio in chiusura, noi ovviamente vi rimandiamo alla cronaca live che è già cominciata sul nostro sito padovasport.tv per chi volesse vedere ovviamente anche su Sky. Grazie a Fulvio Pea per essere stato con noi in questo pre-partita, speriamo Grazie a te. di rincontrarci se non altro in giro per gli stadi, così significa che avrai trovato una squadra. Grazie davvero per questo invito perché sono stato molto bene. Grazie a Mauro Marotto, grazie, Grazie, ad Andrea Baldin, l'appuntamento è a maggio con Padova Sport, grazie anche a Francesca Morandi. Grazie a te, Stefano. Seguiteci come sempre su padovasport.tv.